Campo affollato per questa terza corsa dall'Arcoveggio, un miglio che vede al via 14 concorrenti: Enigma Sea, Elettra Zil, Elena Cole, Electric Trio, Energia Adri e Brezza in prima fila, Ernestina Rall, Quality Boy, Stosa Riscio, Eroina Jet, Ellie George, Eso Pet in seconda, Easter Cave e Ellie De Nenaldine in terza. Tutte femmine, 4 anni. Sul miglio vediamo le fasi iniziali. I favori sono per Quality Boy numero 8 Roberto Vecchione, macchina che accelera, l'errore di Enigma Sea, si avvantaggia subito Ebrezza che Numero coglie 1 gran Enigma partenza SI e va squalificato. a condurre in poche battute, mentre c'è l'errore anche di Numero 4 Elettrica Trio Elettrica Trio che si era squalificato. sistemata in seconda posizione, così isolato al comando Ebrezza. Vediamo ora chi cerca di risalire dalla seconda fila, Quality Bo che in poche battute Numero 13 si Esther porta Cav all'attacco e squalificato. sopravanza in meno di 500 metri Ebrezza per passare al comando. Dunque la favorita Quality Bo che conduce, in terza posizione c'è Estosa Riscio, via via gli altri 600 che se ne vanno in 46, 47 e 1 con 15,7 di frazione in curva. Vediamo le mosse ora di Elena Colle e soprattutto in terza corsia da parte di Ellie George. Ellie George progredisce, al largo c'è anche Eroina Jet, terza ruota sempre per Ellie George quando i cavalli sono all'altezza del chilometro, che Quality Bo percorre in 1,17,5, seconda posizione sempre per Ebrezza, all'esterno insiste Elena Coll, mentre più indietro c'è sempre Ellie George con alla corda Estosa Rishov, meno di 400 alla conclusione, il parziale in 15,1, prende vantaggio Quality Bo a metà dell'ultima curva, più di 2 lunghezze di margine sui diretti concorrenti, fra i quali cerca ancora di emergere Elena Cola all'esterno. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Quality Bo, scusate, in vantaggio nel finale. Quality Bo controlla, vince facile, secondo posto per un'ottima Elena Cole, mentre per il terzo emerge a centropista Estosa Rishow. 1,17 e 1 il ragguaglio conclusivo, 31 e 4 a chiudere, vittoria tutto sommato piuttosto agevole per Quality Bo che fa così il suo esordio in Italia con una bella vittoria. Roberto Vecchione in sediolo per conto di Robert Gramuller vince nettamente questa terza prova riservata a femmine di 4 anni. La scuderia è la Stallhabo.